Scatman's World. Bella ragazzi, tutti dal Comandone Veneziano, ragazzi, siamo tornati a sprofondare, siamo al quinto posto nel confronto per sezioni veicoli. Vediamo un attimo, ora con questo saliamo di un cazzo, con questo di più, mettiamo questo allora, ok, perfetto. Il motore deve aspettare, sarà la prossima miglioria, ma 1180, scusate, sono una caramella, per la gara la finisco. Andiamo, ci becchiamo dopo le qualifiche ragazzi, speriamo bene. Non pensavo però di crollare così con le prestazioni. Siamo di nuovo quinti da terzi. Ok, dai raga che andiamo. Vai Comandone, spacca il culo a tutti adesso. Devo rimontare molto nel primo giro, Frena, attento, attento Kume. Ho recuperato un cazzo, solo una posizione. No, due forse. Adesso devo veramente tirare fuori il massimo dalla Ferrari e dal me stesso. Bravo, che sboccio, mi slalom comandiano e siamo 11esimi. Attenzione, intanto una... qua la Force India ha fatto questa cosa, ma di certo non è colpa nostra. Neanche, non è stato nessun contatto con la Force India. Non ho sentito nulla di nulla. Cazzi tuoi, amore. Vai, no, erroraccio qua di Veneziano. Brutto errore gratuito. È una gara che non amo molto, l'Exa 1 Ring. È una gara che non mi piace, troppo giro corto, non mi esalta, non mi esalta. Per andare a podio ragazzi, che la vittoria la vedo impossibile, ma per andare a podio dobbiamo sperare nella bagarre e non una safety car, incidenti, casini vari. Vai, come spingi sto catorcio infernale. C'è una lotta tra Arianto e Bottas. Mamma mia. Dai che se ne stanno andando però i primi purtroppo. Madonna, che rischio. Staccatona della vita e siamo noni. Very godo. Dai fioi, dai tutti insieme per la grande remontata. Ok, di benzina ce n'avevamo ancora, poi dovevamo tenere la miscela grassa per i primi giri ragazzi, assolutamente. Devo superare tutto questo gruppotto, le due Renault. Abbiamo una Renault ottava e l'altra davanti a questo gruppo. Questo è rischioso, ma c'è. Bravo Kume, grandissimo Kume. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. No, lunghissimo, questa però è la dimostrazione che ho sbagliato nelle qualifiche. Brutto errore qua del Kume però, brutto errore. Ha vanificato il mio grande sorpasso. Dai ragazzi, dai, mamma mia. Dai che dobbiamo sfruttare, c'è un trenino qua che si stanno rallentando. Però i primi sono veramente in fuga, I primissimi sono in fuga. Adesso c'è Sebastiano da superare. Che rischio. Troppa foga. Troppa foga per il talentissimo. Poco talento, tanto cuore. Dai Kume, vai che fette le tue, dai che il Seb è tuo. Dai, no! Ah, lungo, qua lungo. Porca puttana, l'alettone è andato. Errore qua, il mio errorissimo del Kume. Brutto errore di Veneziano. Gara leggermente compromessa.
Non sembra nulla di grave. Comunque tanto qua superiamo Verstappen molto bene. Comunque la macchina c'è e questo è importante. E adesso però l'è dura. Non dovrebbe piovere. Se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Ok. L'auto non può sopportare altri danni del genere. Ok, la rimonta è stata completata. Insomma, quinti va bene. Adesso bisogna un attimo capire se riusciamo a arrivare almeno terzi. Fondamentalmente non stiamo guidando male, però l'errore con Ricciardo è pesante. Gigi in testa. Ragazzi, box, vediamo un po'. Vediamo un po' il tutto adesso. Mettiamo le soft. Devo cambiare alettone chiaramente perché sono in difficoltà. Perderò secondi, ma pazienza. Vedo c'è una bandiera gialla in quel settore. Adesso no, questa cosa. Speriamo, dai, cazzo, è una safety car adesso. Niente. Mamma mia. Ho perso tanto, ragazzi. Tanti dovranno ancora andare ai box, chiaramente. Però siamo 16esimi. No good, no good. Dovevo andare forse prima per alettone, però vabbè. Pazienza, dai. Possiamo comunque ritornare grandi. Possiamo fare la remontata. Questa gara non finirà così, lo so. A punti il Cume non può non andare. Dai, 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 dai. Ciao, ciao Gutierrez. Possiamo cominciare una bella serie di sorpassi, ragazzi, Dai Cume. Dimostraci che sei un grande. Dimostracelo Cume che non sei un buffone di corte. Dopo 2 belle vittorie in Canada e in Azerbaijan, ragazzi, a Montreal e Baku, veramente sono soddisfatto. Beh, l'ultima è stata un'emozione grande per tutti, penso, Siamo già alla 9ª gara della terza stagione. Tra Motorsport Manager e F1 veramente stiamo bruciando questi 2 giochi ufficiali. Sto periodo ho voglia di motori, cazzo. Poi devo rilasciarmi un po' dal lavoro, se no sclero. Dai. Chiaramente loro hanno le gomme molto più usurate delle mie, quindi è chiaro che guadagniamo tanti secondi a giro. Attenzione, adesso 2 safety car in pista. Attenzione, mamma mia. Infatti. Ma porca puttana, mi sono un attimo esaltato e non ho capito più un cazzo. 2 ritiri, se non so neanche chi si è ritirato, Alonso, e non lo so. Safety car in pista. Ci è andata bene, ragazzi, ci è andata bene. Chissà, adesso bisogna valutare in realtà, perché, come si dice, magari... Tanto vabbè, cercate di raggiungere gli altri, grazie. Però bisogna capire quanti non sono andati ancora ai box, e questo è il punto. Vabbè, sappiamo già che Button là in mezzo è andato, perché è appena uscito ed era primo, perché aveva le super soft, non le ultra soft. Tutti quelli con le soft non sono andati, questo è sicuro. Adesso ne possiamo anche gestire bene queste. Queste dovremmo tenerle per tantissimi giri, la vedo un po' dura, però ci proviamo. Vettel di nuovo ai box. Madonna che incidente che c'è stato, ragazzi. La safety car è pronta a rientrare. Ok, adesso inizia un altro tipo di gara per noi. Secondo me qualcuno ancora non è andato ai box di quelli davanti, sono convinto di questo. C'è la grassa. Vediamo se riusciamo a superarlo. Bravissimo Cume. Ciao Arianto. Ciao Arianto, ciao 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 ciao.
E si riparte, fioi. 11esimi. 15 laps. Mamma che casino! Si sono toccati, qualcuno ne approfitta in maniera spudorata, beffarda, incredibile. Mamma che cube. Mamma che cube. Non è che nelle bagarre è il mio pane, le bagarre sono il mio pane, le bagarre. Quando c'è la safety car. E di nuovo veloce Nicolino. Fortunato Nicolino. Si è beccato la safety car nel momento. Comunque Alonso ed Ericsson sono i due piloti ritirati. Hanno fatto un incidente insieme. Andiamo, Perez si può superare, ragazzi. Perez, dai, fioi, dai. Dai che stanno battagliando tra di loro, dai che stiamo arrivando anche noi, dai che arriva il super come. Mamma mia. Che lotta tra di loro, che bello vederli così e storie. Guarda che roba, Massa fuori, ma cosa stanno facendo loro? Massa è fuori, eccolo là Pippo, mamma, l'avevo detto la bagarre, le ha chiamate il cume. Guarda che roba, me li pappo tutti, me li pappo tutti. Bisogna solo capire le strategie di gara però, fioi. Perché non ce la faccio, cioè, devo andare dentro quando mancano 9 giri, 8-9 giri, così da poter rimettere le ultra. Se no devo andare di super soft, staremo a vedere Beppe. Mamma mia, anche Massa fuori. Ho rotto il motore Pippo. Ah Pippo! Eccola qua la bagarre come indiana. Solo che i primi, purtroppo, le due Mercedes sono prime e seconde, ragazzi. Rosberg può non essere un problema, ma Gigi Hamilton sì, il piccolo Gigi. Dai, attenzione, qua dobbiamo stare molto attenti perché ci provano tutti qua. Mamma mia, che gara. Non so dove cazzo vai Carlos Sainz giù. Mamma, ha cambiato traiettoria 10 volte. Partono pezzi. Fioi, qua c'è la bagarre, qua c'è il casino, fioi. Vado lungo, vado lungo. Guarda, mi butta fuori il merda. Ma non ci voglio credere. Ma non ci voglio credere. Sul cume aggressivo, ragazzi, non me ne frega niente, me l'ho buttato fuori, non è giusto. Ho qualche problema? Oddio. Bandiere gialle ancora di là. Ma vaffanculo, va. Non ho parole, le gomme si consumano tanto. Qua le bandiere blu continuano a sventolare, non so a chi però. Qua ho perso tantissimo. Chiaramente la vittoria è andata al 100%, salvo un'altra safety car o ritiri davanti e... il podio non lo so. No. Mamma mia, il cume qua ha salvato tutto. Qua il cume ha salvato la baracca. Guarda come mi chiudono. Button qua mi tampona. La macchina per fortuna è ancora sana. Le gomme non tanto però. Raga, siamo in box, adesso monto le ultra soft per poi chiudere con le super soft. Voglio provare questa strategia qua. Può essere una strategia pazza perché potevo finire forse con le più veloci, però voglio fare lo stint veloce adesso. Ci voglio provare, raga. Proviamoci quantomeno. È anche bello osare un po'. Anche perché non voglio trovarmi male alla fine con le gomme finite e dover fare i salti mortali per cercare di tenere la monoposta. Adesso mi devo fare 8-9 giri a bomba proprio.
Anche se in realtà posso mettere ancora le super soft se riesco. Bisogna capire l'usura gomme in realtà, fioi. Dai, stiamo buoni, 22, 32 10 giri. Forse posso rimettere anche le super. Perché un'altra sosta non potevo mettere le soft, ragazzi, perché comunque non tenevano per 16 giri. Quindi ho preferito far così, metto 2 volte le ultra soft a sto punto, che ce la posso fare teoricamente, facendo 2 calcoli così. E vediamo. Però devo fare una sosta in più. Strategia un po' così, ragazzi. Il distacco dalla vettura dietro di te è 4,9 secondi. Dai, Kuma, intanto Vettel superato in maniera molto tranquilla. Il distacco dalla vettura che ti precede è Eccole qua, ecco di nuovo il trenino, sempre qua il trenino. Sempre qua il trenino. Con Magnussen che ha problemi. Altro sorpasso. Tanti sorpassi in questa gara. Questa è la cosa positiva. Altro buon sorpasso. E stiamo sfruttando le ultra soft chiaramente. Il brutto che devo fare è un'altra sosta. Devo guadagnare qua. Speriamo tutti su 3. Se tutti sono su 3 soste, allora possiamo arrivare anche a podio forse. Ma se ultima sosta per il Come. Vai. Gara un po' così, speriamo di fare qualche punto, dai. Sesti. Tutto no, il trenino, mamma mia. Ho di nuovo quel cazzo di trenino. Oddio santissimo. Mi sta perseguitando quel trenino. Ok. Ultimi 6 giri da fare a cannonissima. Non così, Dio. Ma Dio Cristo, va bene, ho capito. Se facciamo anche sti errori qua però. Tanti errori oggi, tanti errori. Non una gran prestazione del Come purtroppo. È abbastanza oggettivo. Cerchiamo di salvare il baraccotto. È l'unica cosa che posso dire. Sicuramente avevamo le gomme migliori di loro. Ecco, si è incantato il Come. Si è incantato il disco, Fioi. Dai, Fioi, dai. Almeno la 7ª posizione la possiamo prendere. Cioè, sti 3 stronzi dobbiamo superarli. Guarda come se le stanno dando. Da non so quanti giri, Fioi. Qualcuno ai box intanto. E dobbiamo superarlo a tutti i costi con i box. Non voglio ritrovarmelo. Ok. Perez ce lo siamo presi, superati. E adesso ci sono sti stronzi qua. Eccoli qua. 1, 2, 3. Devono togliersi dalle balle presto, che sono pericolosi per gli incidenti e tutto. Ecco la mamma mia. C'è andata bene, Fioi. Siamo sesti. Come se le stanno dando, ragazzi. Come se le stanno dando. Lasciamoli per i cazzi loro, quelli che mi fanno paura. E adesso non lo so. Onestamente non lo so se c'è la possibilità di superarne ancora qualcuno. Ma che do coglioni, oh. Mix 2. Nessuno ai box. Dai, comandino, dai. Siamo Hülkenberg, forse Hülkenberg, non lo so però. Non lo so onestamente. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Sesto posto non è negativo, il problema è che, se sesto posto scusate, il problema è che quello stronzo di Hamilton vince sempre, cioè comunque vince spesso. Alcune informazioni su Bottas. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema. Bottas di culo ha problemi, speriamo sia davanti, ma non credo.
Dai, dammi la safety car per farla. Ai ai ai, manca poco, manca un giro e qualcosa e Perez mi supera. Madonna, come dai però. Anche il sesto posto perdo adesso. Sì, lo perdo. Mamma mia, raga. Questa è la dimostrazione che ho completamente... Cioè, già le gomme consumate di nuovo. No, vabbè. No, ragazzi, qua è colpa della mio posto. Qua in Austria veramente le gomme a me si consumano, cioè, in maniera devastante. Vuol dire che la Ferrari fa schifo in Austria. Schifo austriaco. Un'usura che non... guarda che roba, ma guarda sto coglione, ma Dio Cristo. Cioè, sto cume rincoglionito e sta macchina deficiente, no? Perché poi, cioè, veramente... Vince Hamilton... Ma una Ferrari pietosa nell'usura gomma. Adesso ho capito perché anche Vettel ha fatto addirittura 4 soste. Vergogna austriaca. Usura molto strana comunque. Qualcuno ci ha sabotato. Il cupolotto è tornato. Guarda che roba. Perdiamo anche la sesta posizione. One disaster. Adesso dobbiamo solamente lavorare. No. Mamma mia, anche qua ho sbagliato. Brutto settimo posto. Affanculo. Però, guarda, neanche il computer riesce a guidare sta ferra. Guarda Toto Wolff, bell'uomo Toto Wolff. Ciao Toto. Doppietta Mercedes. E Bottas sono anche davanti, pur col problema. Noi settimi, siamo terzi nel mondiale a meno 30 da Gigi. Vabbè, bel mondiale. Costruttori terzi. Dai raga, possiamo ancora far bene, però in Austria è veramente un consumo esagerato. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!